Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono, vi saluto tutti quanti. Bentornato su Radio Libertà. Allora, visto che questa è stata la settimana della tramvata referendaria, non abbiamo avuto dubbi, no, sul vincitore da proporvi. Bamba. Certo, Esatto, sì. Prego, te lo lascio illustrare. Mi pare che non abbiamo avuto alcun dubbio questa settimana nell'assegnazione del premio. Non possiamo che darlo a Landini, cioè il capo della CGIL, il quale era convinto di rivoluzionare il paese con i suoi referendum, che poi nessuno ha votato, hanno votato in pochi, addirittura non si è raggiunto il quorum, e quindi è stata una tragedia, una disfatta che Landini è andato a cercarsi, pur sapendo che la situazione italiana è quella che è, che non consente delle fughe in avanti come lui pensava di poter fare. Quindi noi assegniamo il premio Bamba a Landini per le stupidaggini che ha fatto e che ha detto. E anche adesso che ha perso non riesce a darsene una ragione, non riesce ad ammettere di aver fatto una gran cavolata, e comunque anche tutta la sinistra lo segue abbastanza pedestramente e non si riesce a capire la sinistra dove voglia andare con queste manifestazioni assurde, come un referendum che investiva un sacco di materie tra le più stupide e le più scontate che ci fossero. Certo, tra l'altro il fatto che la sinistra intera vada a rimorchio di Landini già la dice lunga, no? Diciamo. Volevo sottoporti il suo commento a caldo, diciamo, no? Post sconfitta, o meglio post debacle, perché secondo me è assai istruttivo. Ha detto Landini: sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata in un paese come l'Italia, dove c'è una crisi democratica evidente. Volevo chiederti, uno, ma c'è una crisi democratica evidente in Italia? Due, perché se perdono loro... dovuta a Landini e alla gente come lui. Questa gente non riesce a rassegnarsi, ad adattarsi al governo, diciamo così, perché ha vinto le elezioni e non fa che criticare la Meloni e tutti i suoi uomini per delle motivazioni che sono veramente ridicole. Tanto è vero che persino dopo aver perso un referendum vogliono avere ragione di che? No. Cioè, diciamo che si è espresso il popolo sovrano, ma volevo chiederti, diciamo, in subordine, perché qui anche al di là di Landini è un po' un tic, no, del bel mondo progressista, perché se vincono loro è sempre una grande stagione di democrazia, se perdono loro c'è sempre un problema democratico. Com'è questa schizofrenia? Sì, questo è un modo di ragionare infantile, che però prende piede, diciamo così, nell'ambito della sinistra, e quindi bisogna sempre vigilare e stare attenti a che questi qui non prendano la mano, perché loro puntano sulle scuole, puntano su certi gruppi giovanili e praticamente scavalcano la logica per attaccarsi a questi ragionamenti che non stanno né insieme nel tema. Certo, tra l'altro volevo chiederti, a questi ragionamenti si arriva secondo me un po' anche con una involuzione del sindacato, no? Qui mi appello anche alla tua memoria delle cronache politiche sindacali del paese. Cioè, è normale che il segretario del principale sindacato italiano abbia parlato negli ultimi mesi più volte di rivolta sociale, cioè è sempre stato così. No, il sindacato nella sua stagione migliore era un organo di rivolta sociale, cioè un organo antagonista? No, quando diciamo il capo della CGIL
era una persona seria. Ci sono stati dei periodi durante i quali comunque la CGIL era qualcosa di importante, un interlocutore quantomeno, ma adesso siamo diventati, diciamo, quasi ridicoli, perché le cose che dice Landini e i suoi, perché non era solo in questa sua battaglia assurda, sono, diciamo, delle lucubrazioni che non stanno né in cielo né in terra, e infatti gli italiani gli hanno dato torto, perché nessuno è andato a votare per dire che la razza di attrattiva può avere un Landini. Sì, tra l'altro, come dire, quando tu vedi che la CGIL parla più di Gaza o dei finanziamenti ai film del cinema, piuttosto che dei lavoratori in carne e ossa. Sì, è vero, tutto ve lo dimostra di essere arrivata alla corda, insomma, non hanno nessuna possibilità di imporsi attraverso un impianto ideale, e quindi si aggrappano a queste fesserie, che anche però la gente non accetta, perché si sono visti i risultati. Mi pare che i risultati di questi referendum siano chiari e la dicono lunga su come la pensa la gente riguardo a Landini e ai suoi soci. Indubbiamente, tra i suoi soci di minoranza a questo punto annovererei anche la mitica Elly Schlein, che ha fatto, se vuoi, ha fatto un commento ancora più assurdo, no? Perché ha fatto questo calcolo: hanno votato al referendum in 14 milioni, quindi più di quanti votarono la destra alle politiche, quindi abbiamo vinto. A parte il fatto che in quei 14 milioni ci sono anche i no, ma se ne potrebbe dedurre che il 70% che non ha votato allora è tutto con la Meloni. Cioè, in che mondo vive, che matematica usa Elly Schlein? No, mi sembra che qui prevalga una punta di idiozia e di ignoranza che è difficilmente scusabile. È veramente un modo di ragionare infantile, che porterà la Schlein ancora più indietro rispetto alla sua posizione odierna. Credo che la vita della Schlein non sarà molto lunga. No, anche perché, diciamo, storicamente da quelle parti non vedono l'ora che il segretario inciampi e lei ci mette del suo. Ecco. Anzi, perché è bravissima a far casino, si occupa del colore dei vestiti, vabbè, contenta lei. Certo. Tornando a Landini, volevo chiederti anzitutto se reputi che questa disfatta referendaria, che la battaglia che lui si era intestato in primis, segna la fine delle sue ambizioni da leader della sinistra, diciamo. Io penso che lui ci proverà ancora, perché Landini lo conosciamo, insomma. Se si tratta di parlare è un fiume in piena, quando si tratta di fare non è capace di fare bene. Sì, una buona definizione, ahimè, del sindacalismo contemporaneo, diciamo. Sì. A ruota... Perché purtroppo non riesce a portare a termine neanche i contratti dei lavoratori. Certo, sì, che dovrebbe essere, credo, la sua missione originaria. Poi principale, certo. Questo è clamoroso. Ma in chiusura volevo anche chiederti questo: visto quanto appunto lui si è intestato questa battaglia, ne ha fatto una questione dirimente, dovrebbe valutare addirittura le dimissioni dal tuo punto di vista? Secondo me dovrebbe sparire dalla circolazione, ma quello che penso io evidentemente non coincide con quello che pensa lui, che è convinto di essere un padre eterno, e praticamente lui fa il politico, non fa più il sindacalista. Sì, e quindi facendo il politico è difficile che valuti l'istituto delle dimissioni, diciamo. Assolutamente le rifugge. Quindi ci toccherà ancora, c'è da dire che potrebbe darci spunto quindi per ulteriori bamba, ecco. Penso che non ci darà soddisfazione. Sì. Senz'altro. Va bene così. Va. Caro Bamba, salutiamolo. Lo salutiamo molto, come dire, ricordando con abbastanza gaudio l'esito del referendum e ti do appuntamento a settimana prossima come al solito.
Grazie, un saluto a tutti, grazie. Ciao direttore, a presto. Ciao. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.